prego, sì, lei sa che ha detto che farete una grande figura meritata di gran signore. Tenetelo tutto il tempo che volete, poi alla fine vedrete. Luisa! Luisa! Ma che può? Quanto è graziosa, come fa una pirouette, fa? Questa è una razza speciale, si trova facilmente. Ma questo che cos'è? E dove l'avete preso questo qua? Il cappotto! E non dovevi prenderlo, perché era una funzione che si doveva fare dopo, si doveva fare. Vabbè, Vincenzi, non fa niente, Il professore si era tanto raccomandato. Ti sia it Vincenzino, mi raccomando. Tu vai là, presentati alla signora, poi saluti a Don Ferdinando. Poi quando la casa si è riunita dicendo così, tu pigli la fidanzata tua in francate e infissi l'anello al dito della tua fidanzata. E vabbè, anticipiamo a mo'. Dai, non fa niente. Ma non viene bene! Ma come non viene bene, Vincenzino? Perché qua siamo 4 gatti e la scimmia poi. Ma prima devo dire la poesia. Questa poesia l'ho scritta io con le mie labbra. Accettami, dritto me. Ole! Signori e signori, dicerò per voi gli uccelli nel cielo. Gli uccelli spalazzano nel cielo pieno di stelle e il sole tramonta nel cuore innamorato. Quanto il lavoro si è perduto e si è perduto pure l'anello. Che c'è, Vincenzino? Sono fatta l'anello. No, ce l'ho io, lo stavo guardando solamente. La cazzo ladra! Questo qua è un anello solitario, ho visto solo lui. Vincenzino, anche io il verde solitario, è grande così. E chi si ho capito non è suo facimanato. Questo qua è un brillante solo, però non posso dire la cifra. No, Vincenzino, non sta bene dire quanto costa, fa brutto, Allora che ne la saccio proprio. Sono andato da gioielliere, non ci vuole un gioielliere. E che mi ha detto, a un Vincenzino, regalate questo anello alla vostra fidanzata, perché è degna di questo regalo. Poi alla fine, scusate, ma andavi in noce? 20, Vincenzi. Allora va bene. Poi alla fine del mese